3, 2, 1, Susi Patrizio News. Sì, lo so, ma lo sai che molte persone quando si incontrano per strada ci chiedono ma dove vi si può vedere? Ma dove siete? Non ci siete più, non ci siamo più. Non siamo più. Oh, siamo su Per Caso TV, su YouTube, una televisione dedicata Ma non a solo noi. YouTube, Sì, ma poi anche su Prime, su Sì. Prime, Amazon Prime, Sì. vedete Siusi con tutte le Y, mi raccomando, e vengono fuori tutte le cose che facciamo, velisti, poi le le cose. smart TV. E poi anche, sì, e poi le smart TV, certo, e poi ecco, per esempio ci sono, ma non ci sono solamente delle cose passate, no? Ma ci sono delle cose nuove, mai viste, inedite, che non le vedete in TV perché è troppo particolari. Come vi spiego una cosa, tutta un'altra storia. Sudafrica è il racconto della vera storia dell'origine dell'uomo, mica robetta, quindi potete andare a vedere proprio lì su Per Caso TV su YouTube e su Prime, Amazon Prime e su gli smart TV. Va bene, hanno capito, cercateci e ci trovate. Però abbiamo fatto ultimamente un viaggio nell'Alto Lazio. Sì, è vero. Tra Cerveteri e Tarquinia. Esatto. E fagli vedere un pezzettino, perché mettiamo anche questo. Subito? Sì, subito, così Così cominciamo bene, No, vai. Dalla città dei vivi alla città dei morti. Stiamo alla Banditaccia qui a Cerveteri. 20 ettari di territorio che però se si scavasse sarebbero ancora di più, perché tombe ce ne sono ovunque qui attorno. Questo è il viaggio fra le tombe della città dei morti qui a Cerveteri. Mi addentro. E qui ci dovrebbe essere anche l'archeologo che mi accompagnerà. Eccolo, eccoti, eccoti qua. Ciao. Voglio capire tutto. Intanto una domanda, rispetto alle tombe di Tarquinia, queste sono sollevate? È dovuta essenzialmente alla qualità del materiale in cui sono realizzate, che è ovviamente una roccia vulcanica molto tenera, allo stesso tempo resistente e facilmente lavorabile, certo. È il tufo. Ci sono tumuli che raggiungono 50 metri di diametro e che si vedono da lontano. E alla fine dell'Ottocento, comunque, si volle fare un parco di questa necropoli. Ma nel corso degli scavi, nel 1846, il marchese Giampiero Campana, antiquario, fece la scoperta più incredibile: la tomba dei rilievi. Eccola! Stiamo per entrare, bisogna farlo con tutte le precauzioni. Allora, come in ospedale, io giuro non respiro. Prendo il respiro adesso e poi respiro quando torno fuori. Sì, siamo davanti a un paziente molto delicato, delicato. Necessita delle nostre attenzioni e cure. Bene, andiamo al di là di questa porta. Sì. Andiamo. Naturalmente dentro c'erano delle offerte, ma purtroppo non sappiamo di preciso cosa ci fosse. C'erano tutti gli scheletri, erano avvolti in sudari, adagiati nelle nicchie. Non sappiamo se il Campana, quindi lo scopritore, trovò la tomba inviolata, perché devi sapere che soprattutto in questi casi, in queste grandi tombe aristocratiche, i saccheggi avvenivano già in antico. Esatto. Questo che cos'è? Quello è un portacoltelli. Come un portacoltelli? Guarda, Incredibilmente simile a quelli che abbiamo in casa. In casa. Mi guardo attorno, ogni oggetto di uso comune è appeso alle pareti. Il cane, Cerbero. È impressionante anche la lettura generale, no? A livello simbolico. Abbiamo la nicchia centrale, vedi ad esempio la morbidezza ancora di questi cuscini. Sì, è vero, sono morbidi. Possiamo osservare il letto, la cline dove appunto banchettavano i defunti, una pedana, tra l'altro c'è un particolare con i sandali. I sandalini lasciati lì. Ma ci sono anche 2 mezzi busti di divinità che però sono stati scalpellati e portati via.
E questo è un viaggio nella vita degli Etruschi, ma anche nella loro morte, ma tanto nella loro morte loro rappresentano la loro vita, come in questo caso nella eccezionale tomba dei rilievi qui a Cerveteri, alla Banditaccia. E qui ci sono tutti i loro oggetti appesi alle pareti, oggetti che sono straordinariamente simili a quelli che usiamo noi, e non solo, ma c'è una cosa che mi ha colpito, questo zainetto, che è uguale al mio. Allora, veniamo all'attualità. Milano, fabbrica del vapore, che è quel posto vicino al mi cimitero ricorda monumentale, qualcosa, molto sì. bello. Una volta si facevano i treni, e adesso invece è un centro culturale, ci fanno anche il mercatino agricolo. Vabbè, comunque, alla fabbrica del vapore, Milano, dal 28 novembre al 14 dicembre Sì. c'è uno spettacolo molto particolare di un gruppo catalano super d'avanguardia, La Fura del Baus. I Lo catalani, spettacolo si la intitola Fura del Sans Baus. Ser o No Ser, una cosa del genere. È ispirato all'Amleto di Shakespeare, Bello. ma non è uno semplice spettacolo, lo spettatore è coinvolto, è un viaggio sensoriale, un'esperienza viscerale e partecipata. No, è bellissimo. La Fura del Baus. E poi sono pesi, e poi ecco, finalmente vivere delle cose dal vero, dal vivo, brava. cioè non dal morto come facciamo spesso sempre guardandoci Gli schermi. Esatto, e dal morto. Siamo dal vivo adesso, nel senso che siamo vivi. Non Sì, siamo... no, però sì, è vero. Era bello quello dal morto, sembrava. Sì, vabbè, ma Vai avanti, che c'è poco tempo. Allora, ma non c'è solo Milano, c'è sulla Lonely Planet, c'è anche per esempio Bristol, no? Sì. Le migliori destinazioni di viaggio del 2026, puntando proprio sull'arte contemporanea, in particolare la street art, partendo naturalmente da Bansky. E allora c'è il Bansky Walking Tour. Te l'ho anche scritto, No, però, come si sì, pronuncia. però, ma tu mi vuoi male, c'è tutta una roba in inglese Ma qua, c'è abbiamo scritto Walking che tocca Tour. le sue prime opere, no? Ed esplora i quartieri che l'hanno ispirato. Esatto. Che bello, pensa, bello, no? T'ho detto, l'ho messa apposta. Ma poi Bedminster. Bedminster è facile, poi a Bedminster. A che è Bedminster un c'è quartiere. Loop Fest Gallery. No, Up Fest Gallery. Se t'ho scritto Up, sì. No, hai scritto Up. Si scrive Up, Fest. ma si dice Up. Ma no, allora hai scritto Up. No, vabbè. Comunque, va bene, Bristol. vabbè. Mi vuole male perché Ma non è diventa vero. le cose in inglese. Quindi andate a Bristol. Oh, andate a Bristol. Arte moderna, Arte street moderna, art, vabbè. Ho una notizia. Sì? C'era una volta un paese bellissimo, si chiamava Valle Crosia, Ah, che in bello. provincia di Imperia, 6.800 abitanti, Ah, bello. sulla costa dell'estrema riviera di Ponente, Ma? tra Ventimiglia e Bordighera. Ma come nelle fiabe? Ma come nelle fiabe è arrivato la strega cattiva. In realtà è arrivato l'algoritmo. Allora, visto che si chiama Valle Crosia, i turisti dicono valle, saremo in montagna. No, è al mare! E ora si presenta della gente con gli sci, gli scarponi, e allora è un disastro. E quelli che vogliono andare al mare Perché invece vanno c'è il dall'altra mare. Allora hanno deciso, per colpa dell'algoritmo, di cambiare nome. Sarà d'ora in poi Valle Crosia al mare. Così l'algoritmo capisce e il turista deficiente, scusate, ma dobbiamo poi fidarci dell'algoritmo per scegliere dove andare in vacanza. Ma Va bene? Va bene. Riprenditi. Sì, Va bene. andiamo avanti. Allora, durante quest'estate a Genova, due coppie, papà Pride e mamma Lady, e poi Lady Cocca, e poi c'è mamma Apollo e papà Nenè, hanno fatto dei figli. Oh, non è una gran notizia, a parte che hanno dei nomi strani. No, ma la notizia è che sono pinguini. Sì. Eccoli. Sono pinguini nati nell'acquario di Genova, dove è possibile partecipare alla speciale esperienza a tu per tu con i pinguini. Allora, portateci bambini, ma non pretendete che i pinguini parlino, come certo. succede in Madagascar, che poi dopo sì, dai, nel film nel film, esatto, che sono tutti
questi pinguini. Pensavi che i pinguini del Madagascar parlassero? Non sapevo, vabbè. Comunque, non si può fare una battuta, va bene. Non l'avevo capita. Scusa. Va bene, vai. Se ti piacciono gli acquari, sì? il Marine Science Group ti segnala che c'è anche il Didamar, che è l'acquario didattico a Fano. 8 vasche tematiche, 50 specie marine, e poi ti raccontano la biodiversità del mare Adriatico. E poi c'è questa boa oceanografica Fortune, sta al largo di Fano, da cui si può osservare il mare. Ma noi l'abbiamo raccontato, vero? Mi sembra di sì, l'acquario di Fano. Sì, ma noi a Fano abbiamo fatto Adriatico. Esatto, grande. Ah, se volete vedere Velisti per caso, tutti in 19 puntate di Velisti per caso, ve lo ricordate? Io me lo sono riguardato e veramente ho riso dall'inizio alla fine, cioè è veramente entusiasmante per il viaggio, ma anche per tutto ciò che succede. Andate su YouTube per caso TV, va bene. Dobbiamo salutarci perché abbiamo finito il tempo. Allora vi ricordo soltanto questo, che se andate sul sito Italia Slow Tour trovate un sacco di sconti e di convenzione, in particolare per chi accede dai portali Italia Slow Tour o Turisti per caso a Columbus Assicurazioni, avete un'assicurazione di viaggio con lo sconto del 10%, copertura medica, rimborso per cancellazione, formule speciali per i pensionati over 65, eccetera. E ricordate che potete anche andare in viaggio in Romania, è vero, seguendo il libro naturalmente che ha fatto la Susi Bellini. Dracula non muore mai. Ciao, alla prossima. Ciao.